Siamo a Ciano del Montello, di fronte al nostro Capitello dei Lovi, un luogo molto importante in località Santa Mama. Qui assieme a noi Tiziano Biasi, la persona che ci farà conoscere i segreti di questo luogo. Che cos'è il Capitel dei Lovi? È la forma dialettale di Capitello dei Lupi. Sappiamo che i capitelli sono un po' diffusi su tutto il territorio, ma questo in particolare assume la forma di sacello, cioè un luogo sacro recintato di antica memoria romana. Che cosa rappresenta? Rappresenta un ex voto, praticamente un personaggio che si trovava in queste zone, assalito dai lupi, viene salvato miracolosamente e quindi decide di erigere questo manufatto. Le notizie di questo capitello sono molto frammentarie, però dobbiamo rifarci esclusivamente quasi a un antico poemetto composto da un parroco di Ciano verso la fine del Seicento, che si intitola Delle antiche rovine di Ciano e viene riportata esattamente in versi, anche se non di grande pregio, viene riportata questa storia. La sua costruzione viene attribuita al 1300 circa. Sappiamo per cosa certa che in questi luoghi c'erano diversi branchi di lupi che provenivano dalle prealpi e avevano trovato tra il Montello e il Piave un luogo ideale per la loro sopravvivenza. Ma erano diventati anche assai pericolosi per l'uomo, tant'è che nel 1284 il podestà di Treviso ordina a tutte le comunità che avessero un numero di fuochi superiore a 15 di dotarsi di una loviera. Che cos'è? È una trappola per lupi. Tant'è vero che sempre lo stesso podestà aveva decretato un compenso di 20 soldi a chi avesse portato la pelle del lupo con la testa. Si ha notizia che nel 1308 un certo Pietro notaio di Ciano avesse avuto come compensa 3 lire per aver portato 6 pelli di lupacchiotti. Il capitello è stato un po' abbandonato a se stesso e nonostante questo la pietà popolare, la devozione popolare ne ha sempre mantenuto la struttura, anche per una certa devozione, luogo di rogazioni nell'antichità. Veniamo agli anni 70 del secolo scorso, quando un gruppo di giovani si sono incaricati di mantenerlo in piedi questo capitello, perché in quell'epoca era utilizzato dai cacciatori come capanno per la caccia, no? Quindi come rifugio per la caccia. E quindi anche, diciamo così, rovinando un po' quelli che sono gli affreschi che sono di epoca recente, ma lasciano intravedere le zampe pelose di uno o due lupi, per cui ci si rifà a quella che è la storia iniziale. Lo dotarono sempre negli anni 70 di questa cancellata, perché prima era tutto aperto, ed era anche così andato un po' in disuso, forse qualcuno ne abusava per, come si dice, per fare delle pratiche non proprio del tutto ortodosse, no? Voi mi capite in che senso. E l'amministrazione comunale si è incaricata di ristrutturarlo così come lo vediamo ora. È certo che una maggior conoscenza di questi luoghi e di queste cose che appartengono al passato ci fa affondare le radici della nostra provenienza e quindi diciamo che dobbiamo conoscere di più quello che è il nostro territorio e le sue cose storiche. Soltanto conoscendolo possiamo amarlo, perché la conoscenza è amore.